Quindi se devi avere in mente proprio un passaggio, è che la gentilezza nelle organizzazioni crea un clima aziendale migliore, come ha detto benissimo Marta, e dall'altro riduce il conflitto. La gentilezza cerca anche di accrescere lo spirito di comunità e di favorirne l'unità. Cerca di coinvolgere i propri cittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune. Le persone si sentono meglio insieme agli altri e sentono di poter essere più produttive, più creative, si sentono comprese e quindi in ambiente lavorativo questo porta innumerevoli benefici. Il nostro cactus, questo è il mostro ad un occhio e questo è il mostro arrabbiato. Ho detto, piano Edoardo, aspetta un attimo, prendo carta e penna e così tu mi racconti la storia e io la scrivo. E da qui è nato questo libretto. Normalmente il bambino viene collocato presso uno dei genitori e l'altro esercita il diritto di visita, anche se ti dirò che non mancano pronunce che riconoscono addirittura una collocazione al 50%. Spesso la donna ha il problema della fiducia in se stesso. Devi fare più un lavoro psicologico per arrivare a ottenere un risultato. Il maschio, scusami, è un po' più grezzo. Lui vuole, fa, se lui ha fiducia in te, gli puoi dire anche di saltare dal ponte, lui lo fa e va e facciamo. Invece con la donna c'è più un lavoro un po' alla volta, ma quando decide è un ruolo compressore, si dice in francese. Va. È stata appunto al centro delle cronache perché hai battagliato, contro un sistema. Sono andata contro un sistema, il sistema un po', io lo chiamo dei soprusi all'interno dello spettacolo dal vivo, dove dovevi soggiacere a certe dinamiche, a volte prevaricatorie, che a un certo punto non mi andavano più bene. E i due ragazzini che arrivano da Forni di Zoldo e per andare a Sedico a scuola partono alle 5:30, mi hanno detto: assessore, noi vogliamo tornare a scuola perché preferisco alzarmi alle 5 che non vedere i miei amici. Capite che la questione è grave sotto l'aspetto psicologico e lì dovremmo essere in grado, famiglie, quindi veramente con una rete di comunicazione, di accompagnarli e di farci aiutare dalla parte psicologica. Soprattutto c'è una categoria che viene detta dei lavoratori a chiamata. Sono i lavoratori intermittenti, mi riferisco ai fonici, agli elettricisti, ai sarti, agli assistenti di regia. Sono tutte figure che purtroppo non trovano tutela. E io penso che se dobbiamo guardare al futuro dopo il Covid, il mondo dello spettacolo deve ripensare tutto un po' il sistema. E da donna gli incontri che più mi hanno colpito sono stati quelli proprio con le donne, con le madri, che stanno sempre in piedi, che siano vittime, che siano agenti, che siano educatori, che siano impegnati nell'ambito della giustizia.